Una nuova stretta nel tentativo di arginare l'impennata di contagi a poche ore dal Natale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto festività che interviene con una serie di misure a partire dall'obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca e l'utilizzo delle FFP2 all'interno di cinema, teatri, musei, stadi, eventi sportivi, mezzi di trasporto a lunga percorrenza e mezzi pubblici locali. Dal 1 febbraio riduzione della durata del Green Pass da 9 a 6 mesi, mentre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto a 4 mesi dalla seconda dose. E a proposito di booster, la circolare del Ministero della Salute prevede l'estensione della terza dose ai giovani tra i 16 e i 17 anni e gli adolescenti fragili tra i 12 e i 15 anni. Le somministrazioni inizieranno dal 27 dicembre. Da quanto si apprende, AIFA deciderà per tutti gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni entro il mese di gennaio. Tornando al decreto festività, il Green Pass rafforzato sarà necessario in bar e ristoranti anche per le consumazioni al banco. Per questi locali è stata decisa l'estensione dell'obbligo di certificazione verde rafforzata fino al 31 gennaio, super Green Pass obbligatorio per accedere a musei, sale bingo, palestre, piscine, musei e luoghi di cultura, centri benessere, centri termali e anche centri culturali. Sempre fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all'aperto. Discoteche e sale da ballo chiuse fino a fine gennaio. Per questa attività è una tragedia il commento del presidente del Veneto Zaia. Le discoteche, il mondo della notte paga un conto salatissimo con questo Covid. Io spero vivamente che il governo provveda a dei ristori, perché le discoteche poi di fatto sono le uniche attività che restano chiuse. Sul fronte scuola stanziati 9 miliardi di euro per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività per il 2022 e soprattutto per evitare la sospensione delle lezioni. Sulla scuola una riflessione va fatta. Bisogna evitare la DAD, sicuramente bisogna evitare di rimandare i ragazzi a casa, però è pur vero che vedremo anche l'evoluzione che ci sarà. Ad oggi non c'è nessuna previsione di DAD o di chiusura delle scuole dopo le vacanze natalizie. Bisognerà vedere l'evolversi della situazione, ripete Zaia, che spiega come nella popolazione adulta l'incidenza sia di 400 e 500 positivi su 100.000 abitanti, mentre in età scolare si arriva ad oltre 1.000 casi su 100.000 abitanti. L'ultimo appello il governatore del Veneto lo lancia a chi non si è ancora vaccinato e a chi non ha fatto la dose booster, con la regione che proprio per sensibilizzare sull'importanza della terza dose ha realizzato una campagna istituzionale che vede come testimonial Federica Pellegrini, perché l'importanza delle vaccinazioni è presto ribadita. Se non avessimo i vaccinati oggi con i parametri che ci sono saremmo già chiusi da una ventina di giorni, quindi saremmo già in zona rossa in un lockdown.